Il Movimento 5 Stelle presenterà in procura un esposto nel quale si ipotizzano presunte anomalie o irregolarità nelle operazioni di alienazione delle quote detenute dall'Autorità Portuale di Venezia tramite la finanziaria APV Investimenti in Venice Terminal Passeggeri, società che gestisce i servizi crocieristici. I pentastellati ipotizzano un modello di scatole cinesi. È data una concessione senza gara e questa concessione potrebbe essere il preambolo per scavare il nuovo canale in laguna e portare le navi marittime anziché fuori dalla laguna, quindi contro la legge speciale di Venezia che prevede il disinquinamento e l'allontanamento del traffico merci e navi dalla laguna. Il documento presentato in procura porta le firme tra gli altri dei deputati Emanuele Cozzolino, Arianna Spessotto e Marco Davilla e sarà depositato anche all'autorità di vigilanza, alla Corte dei Conti e all'autorità garante della concorrenza e del mercato. Secondo i grillini, numerose operazioni e scelte effettuate dall'autorità portuale non avrebbero rispettato la legislazione in materia portuale sul lato degli appalti e della trasparenza, ravvisando in particolare un conflitto di interesse tra autorità portuale e la VTP, cui sono stati affidati in concessione i servizi crocieristici. Insomma, per il 5 Stelle locale è un chiaro esempio di conflitto di interesse. Ci rendiamo conto che questo è un ulteriore momento in cui il controllore controlla il controllato e c'è la possibilità che il privato si interessi del bene pubblico e questo non va bene.